Ragazzi, un attimo solo, adesso arrivo. Raga, sono qua, scusate, effettivamente mi sono rifatto quando ho avviato la diretta che praticamente il tablet era scarico, quindi sono con il PowerCats perché sennò non posso leggere i vostri messaggini. Siamo tornati ragazzi con arroganza e non lo so neanche cosa, però cioè, Mod del Venezia, cioè, non potevano fare qualche diretta, cioè, non aveva un senso logic proprio. Adesso alla fine non posso fare un cazzo perché sto aspettando il caricamento del tablet. Un secondo, please. Comunque siamo in 34 così subito a dimostrare che ci siamo. Vediamo, sarà un po' duretta col Venezia, però ci divertiamo un po' alla fine. Dopo, chiaramente col fatto che PES di 18 ha la grafica e tutto come la versione PlayStation è positivo, appena poi ci sarà anche la mod ci cazziamo sicuro, e anche con FIFA, perché cioè, se ne approfitto che c'è il Venezia in B, che sono anche un po' preoccupato onestamente, perché speravo in una campagna acquisti migliore, poi con la polemica inutile veramente del 1907, cioè vabbè, lasciamo perdere, adesso non neanche la spiego, perché se c'è dopo io non voglio creare fazioni, roba, se c'è qualcuno di Mestre o comunque del discorso Unione, ma vabbè, insomma, è un po' ridicola, ecco, la cosa, sinceramente. Adesso, one moment. Andiamo sul tubo. Dopo partiamo subito, ripeto, con arroganza, perché siamo col Venezia per la prima volta, finalmente, da quando diventa un figo. Combo perfetta, Serie A più Leotta, speriamo. Allora, qua intanto abbassiamo i volumi, che non vorrei risentire la mia voce. Ok. E adesso posso salutare tutti. Dai, però, vecchio, su. Dai, muovite, chi cani. Ok. Ok, posso salutarmi tutti. Allora, saluto. Michele, Tommaso, Emanuele, un attimo, Giacomo, Luca, Benedetto, Francesco, Alessio, Lorenzo, Alex Gamer, Giacomo, Samu, Alice Beck, il grande Gazza, Tommaso, Stefano, Bo, Pierdip, Jason, ciao John, allora Mito anche, cazzo, ciao Mito, ciao vecchio mio, è da un bel po', sì. Ciao Alessandro, adesso ti spiego, diciamo che ci sono state, tra virgolette, delle priorità diverse, nel senso, lavoro sempre comunque impegnato al massimo, poi morosa, tutto, è chiaro che
Purtroppo le ore sono 24. Comunque, Mito, mi sono preso sia il pannello site che quello per i bus che hai preso tu, e anche per Fly Simulator il pannello, quello per il pilota automatico, fantastico. Ciao Gabriele, ciao Alessandro Natale, me lo godo Natale ad agosto. Ciao Andrea King, Gianluca Rispoli. Consigli per il fantacalcio, ragazzi, sto facendo un fantacalcio col programma Maxi Manager, siamo in 20 con i miei amici. Io avrei una mezza intenzione di farne uno piccolino con voi, però ci sono altri 9 iscritti pronti a fare il fantacalcio col Cume. Questo è un video che devo fare perché ne vorrei fare uno anche con voi. E dopo comunque faccio un video su questo. Ecco, grande Mito. Comunque ti seguo sempre, Mito. Cioè, devo essere sincero, Mito, è uno dei canali che seguo di più il tuo e Nu. Perché ho voglia di simulatori. E Mito, vabbè, la professionalità di Mito, Scalzo che mi guida il bus, soprattutto su MSI, che io l'ho fatto ancora anni fa, però lagga troppo, sinceramente. Cioè, con una 1080 non accetto un lag del genere. Però è fantastico il gioco, peccato che è ottimizzato di merda. Però il Mito, cioè, seguitelo il Mito, se qualcuno non è iscritto al canale di Mito, andate subito, perché Mito 125 è veramente un figo. Ecco, Pro Cycling non lo so perché non ho stato parlare tanto bene, nel senso non è ancora uscita la mod più che altro. Vabbè, io direi di partire, però partiamo e fanculo. Manuel Rimoldi, fiori. Ciao Gabriele Nisti. Ah, Umberto Guccioni. Sì, adesso c'era le dirette saranno PES comunque, Eurotrack, Fairbus e Fly Simulator. Sì, Vito, sì. Oggi non sono informazione. Oh, cominciamo. Adesso perdiamo. No, vinciamo 4-1, ragazzi. Che Venezia, signori. Il Venezia dei record. Bene, non gioco io, vinciamo. Mi piace questa cosa. Ok, abbiamo 85, l'ho detto nel primo video perché sennò è veramente impossibile. Ok. Ciao Matteo Selli, ciao Giorgio99. Però 45, vedi, c'è poco da fare. Il Cume, sono le dirette il pane del Cume. È il tempo che manca, purtroppo. Ciao, Fairbus va benissimo, cioè io non ho problemi, è chiaro che tutto a cannone, o che sia tutto a cannone, o che sia basso, diciamo, a dei microscatti di un secondo, tipo se cambia la luce, se passa tipo con l'ora, se passa da tramonto a notte, da giorno, cioè rispetto a MSI è ottimizzato in maniera devastante, però qualche piccolo lag c'è, però per il resto io mi trovo alla grande con quel gioco, ed è bellissimo col pannello Cytec. Beh, femmelo, questo sicuro, però per il fantacalcio, ciao Henry. Ciao Christopher, se potete già scrivermi se qualcuno può essere interessato al fantacalcio insieme a me, molto molto volentieri, e dopo ci si mette d'accordo come fare le informazioni, mi inviate la mail e dopo faccio tutto io quello, anche i calcoli sono automatici con Maxi Manager 18. Va bene, andiamo, terza partita, una vittoria e un pareggio. Siamo contro la Ternana, ragazzi, siamo contro la Ternana di record, però divisa mi godo la bianca, sinceramente. Finalmente il Veneziana Venezia, non potevano fare la diretta, cioè era proprio impensabile. Vai raga, andiamo a dominare, cazzo. Guarda, lo stadio è completamente vuoto. Però se sbarra la Terrana sul stadio me la godo proprio. No, secondo me, cioè, nel senso, va bene, ti diverti a sbrega, assolutamente. Dopo, ma comunque Mito, dai, ci sentiamo, ne parliamo comunque. Cioè, a me dispiace, io Mito, volevo sentirti, volevo scriverti parecchie volte, però dopo una roba tira l'altra, è tardi, io purtroppo lo sai che sono un pipistrello, io ci sono da mezzanotte in poi, praticamente tu invece so che la mezzanotte ti dedichi ad altre attività un po' più sessuali, quindi non ti voglio disturbare, vecchio. E su Smoke la mod. Si chiama PES Smoke PES, una roba del genere. Ciao Dominic Akira. Lo so, Mito, io ho letto alle 3, quindi... E dopo mi sveglio alle 6, sono un po' un pazzo. Dai, Fio, andiamo a vincere. Andiamo in Serie A con la Leotta. Porca puttana, la Ternana, squadra fastidiosa.
Però noi siamo il Venezia. Buono, buono, buono. Vai, 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 vai. Passamela! Subito il no! Di sinistro, la ciccata. Subito si incazza il bomber veneziano nella sua Venezia. Sì, Motorsport Manager, sì, è una Motorsport Manager con la mod del 2017 la vorrei fare, però attenzione di testa. Non ci credo cosa mi ha preso. Però poi ragazzi Formula 1 non vedo l'ora, raga, si prospetta un gioco con i guasti anche per tutti, ciao fioi. Che si rompe la power unit, il cambio, le robe, penso che lo nerderò ancora di più. Pro Club sinceramente lo vorrei fare, io lo prendo su PC il prossimo FIFA. E lo vorrei fare proprio con la maglietta del Venezia e tutto, in maniera perfetta, però, ripeto, io ho tante idee in mente, ma il discorso del tempo... Vai, vai! Mamma che cume, ragazzi, siamo partiti a bomba comunque, Cioè, C'ho Belotti, il mio sogno, però sono deluso dal fatto che non ha spinto per andare via dal Torino, cioè... Doveva spingere, cazzo, 100 milioni non li vale assolutamente. A sto punto... Vai! Ma no, inizia la sfiga. Però dopo Pierre-Emerick, assolutamente no Diego Costa, no Falcao. E Kalinic come scorta. Kalinic più Ibra, allora. Grazie Daniele Silani. Grazie Matteo V. Sì, sto Milan bene, purtroppo Villa 2 settimane si è rotto. Possiamo arrivare quarti, ce la giochiamo, secondo me Juve-Napoli, prime e seconde, non so in che ordine. E dopo Roma, Milan e Inter si giocano le due posti, una rimane fuori e bisogna capire chi. L'Inter è l'allenatore forte, la Roma anche se si è indebolita, perché si è indebolita, però ha sempre un buon nucleo. Vai Cume! Golazzo! Il bomber! E io sto a chi? 1-0. Mamma come è partito il Venezia e come è partito il veneziano. Oh, dilettone Leotta. Iscriviti al canale, Diletta Leotta. E intanto il Cume ha cazzato il primo gol e siamo in 55. Dopo 10 anni, era da marzo che non mi sparava una diretta, figli. La Diletta è contenta, la Diletta si bagna, la Diletta si bagna. Buono, dai che andiamo, dai che ci ho messo 8 minuti, forse vabbè, teniamo così come tempo dai, per stavolta. Vai, vai bomberone, dai! Mamma che Venezia! Brava Leottina. Sì, 20 milioni sono tanti, però noi ci arriva per forza. Se mi sarebbe piaciuto a me Tielemans, sinceramente, però... È andato al Lille, mi sembra, cioè... Veneziano, incornata! Ed è subito gol! E silenzio al libero liberati! Nuova risultanza per il Cume, silenzio, 2-0, il bomber c'è. Siamo a Venezia e il Cume fa strage. Bravo Mito, sì, lo parlo per PC sicuro. Beh, allora Mito, però, allora, devi venire su Pro Club e ci facciamo due risate, cazzo. Sì, comunque lo prendo sicuro per PC. No, mamma mia. E siamo già doppiettone ignorante per il Cume. Beh, ma i macedoni là che non voglio neanche pronunciarli perché sono un po' impossibili, un po' come l'inominabile. Cioè, doveva passare facile per piacere perché sennò veramente mi nascondo. Cioè. Occhio, 2-1, la Ternana accorcia le distanze. Mamma mia, che bel inizio però di campionato, tanti gol e casini. Perfetto. Vabbè Mito, ma tanto cioè, io ti ricordo quando giocavamo a motocross là con i vaneggi che ci sparavamo, quindi ci sta tutto. No, però tu Mito, il discorso Formula 1, cazzo, cioè nel senso quello è un peccato perché Formula 1 in multi è una figata. Però abbiamo visto che è un po' difficile per diversi motivi, è chiaro che non è semplice da fare i multigiocatori un campionato su F1. E il Cume la ruba di non è mai fallo, ma dai, ma per cortesia.
Vai ragazzuoli, vai, vai veneziano, subito per la tripletta. Mamma come gioca il Cume. E già gol di testa poi. Quello che mi... No, fallo. Ma il problema vecchio, il problema degli audio veramente non lo capisco. Cioè, veramente adesso... Guarda, facciamo delle prove, cazzo. Ne facciamo 50 finché non ce la facciamo. Perché... Oh, ecco Poleiman, è tornato il veneziano con già doppietta per la cronaca, già 2 gol. Non so, è stato risolto il 110, ma è proprio una vergogna che ci stia un problema del genere. Il Venezia è nato nel 1907, punto e basta. Cioè, ci sono tante altre ragioni, insomma, cioè, è così, punto. Dopo ci sono altri motivi, ma non sto qua a elencarli perché non voglio di fare polemica. Vai Cume, mettila in mezzo. Beh, non male però, dai. Il mitico Heyman, il mio procuratore. Sì, non sarà una live lunghissima perché dopo devo uscire, ragazzi, con la fanciulla. Però qualche partita ce la spariamo, ragazzi. Poi spero di farne il più possibili. Io ci provo, lo sapete che mi però adesso teniamo 8 minuti come primo. Dopo però forse abbassiamo un po' la durata delle partite, ma rimettiamo a 7. Adesso vediamo, perché in realtà è vero che in 8 minuti hai più tempo. Vediamo, dai, vediamo. Occhio, non ci credo. Mamma mia che culo. Ma da 2-0 2-2 no però. Mamma mia che fortuna, ragazzi. In difesa siamo un po' ballerini, Ciao Mito, grazie, ciao bello, ciao, ti seguo sempre, mi raccomando, continua così, però voglio più video di OMSI, perché almeno tu riesci a farlo, anche se lagga un po', io proprio non ce la faccio, ma quel gioco là è una figata. No, no! Grande, grande, mamma mia. Stiamo soffrendo però adesso, stiamo soffrendo e anche tanto purtroppo. Dopo un 2-0 facile, adesso il Venezia è in apnea. Teniamo duro, cazzo. Dai ragazzuoli. Occhio, gol. Ancora bravissimo, fucking mamma mia. Mamma mia ragazzi, che rischio, un rischio balordo. Ma non posso portarlo Bitcoin tutorial perché mi lagga a bestia, anche con la 1080, cioè è inaccettabile con una scheda così. Ciao il Cavazzi. Stiamo soffrendo tanto adesso però il Cume qua di fisico. Mamma il bomber Cume. Mamma il bomber Cume vuole la tripletta. Vuole il triplettone. Numero d'alta scuola. Peccato. Bravi, dai, stiamo calmi però. Registro con X-Split. Vai come per il triplettone subito. Vai per il triplettone subito. Ed è tripletta la terza giornata, quarto gol in campionato. Mamma mia che come silenzio. Madonna ragazzi, ma che... Cioè, io sono scioccato, Mamma mia. Ciao Caz. Mamma che Venezia, ma che Cume. Mamma che bomber, mamma che bomber. Sì, Summer. Ciao Francesco Migliorini. Occhio, mamma mia. In difesa facciamo cagare però. Sì. Un solo grido si alzerà. Forza Venezia, la 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 la.
Occhio. Mamma mia. Sì. A processore ho un 3. Non mi ricordo. No, comunque l'ho preso 2 anni fa il processore. Cioè il processore da 3.4 GHz. Non mi ricordo. Il 9000 qualcosa. Vai Kume. Vuole il poker. Sono stanco, però ragazzi, un veneziano così non si vedeva neanche al Bayern, cazzo, che ho vinto finalmente i primi trofei in live. Aspettative. Ciao dei Crazy Gamer. Grande, grande. Occhio. Comunque un Kume sublime. Attenzione, il veneziano ancora. Madonna, veneziano vuole fare un mini cost to cost. No, però non posso permettermi sti dribbling adesso, sono un po' scarso. No, vabbè, fuori gioco, sì. Beh, per le mie aspettative è di lottare per il quarto posto. Ciao Marco Agosta. No, la 1080 è la scheda grafica, la 1080, la GTX 1080. Il processore è un 3.4 GHz, 9000 qualcosa mi sembra. Dai che andiamo a vincerla. Hop. 87esimo. Il Kume è leggermente stanco. Spondone, non riuscito, però è finita, dai. Però c'è andata anche bene, perché la Tatarana poteva pareggiare tranquillamente. Siamo stati anche un po' fortunelli. Vai ragazzo, vai Kume. Vuoi per il triplettone? Cioè, vai per il poker più che altro. Ho già fatto tripletta, buono. Grande Samir, grande, buon divertimento. No, un attaccante centrocampista ancora, secondo me. Questo è il mio parere. Comunque siamo in 60, ringrazio tutti. Sto usando la patch consigliata dal grande Polema, la Smoke patch. Siamo primi comunque, e godo. Andiamo avanti. Ok. E siamo nella mia squadra di Serie B, e godo. Venezia, Salernitana al Pierluigi Penzo. Sono tutti titolari, chiaramente. Venezia Salernitana, partita storica nella stagione 97-98. Siamo giocati il primo posto fino alla fine, poi siamo andati tutti e due in Serie A. Con la Salernitana di Delio Rossi, se non erro. Del grande Delio. Del grande Delione. Aspettate, ascolti, mi sto sistemando un attimo. Vai che andiamo. Venezia, Salernitana. No, siamo per Luigi Penzo, però non mi piaceva. Non mi piacevano i stadi di default, mi sono messo questo come stadio, licenze poetiche. Non potevo cambiare il nome a questo. Dai ragazzuoli. No, sono in fuorigioco. Vai, l'incornata di qualcuno! Mamma mia, però partiamo subito alla grande. Voglio un Penzo devastante, figlio. Do fastidio anche nei contrasti, comunque, che sia in difesa ho 40. No, sì, Ferbus me lo regge tranquillamente tutto a cannone, assolutamente. L'ho già fatto anche in live. Peccato è MSI, quello è bello, cioè, veramente. No, mamma mia, che autogol del Venezia, Domizzi, ma non ci credo. Il portiere ce l'aveva in mano e gliela toglie all'ultimo. Vabbè, tutto da rifare.
Pippo Inzaghi se n'è per noi, ma adesso è il mister Inzaghi però, Mamma che autogol. Che autogol di merda. Brutto errore qua del Kuma. Stiamo calmi. Stiamo calmi. Il te è appena Salernitana. Dai Fio. Che sfortuna sì. No, le 9.3.4. Vai Diletta, ho bisogno del tuo influsso e della tua patata. Dai ragazzuoli, con calma, con calma. La possiamo tranquillamente ancora vincere. Spondona del Cume. Troppo corta. Già mi temono, già mi marcano in 3. Dai Fioi. Andrea Silva può crescere, ci vuole tempo, ha un fisico grosso, anche quindi ha bisogno un po' per carburare. Diamo tempo al ragazzo. Cutrone mi piace un casino, infatti l'ho preso col Venezia io ragazzi, cioè, una cattiveria. Vai portierone, bravo. Gigi Palla, oh Gigi Palla, me lo godo Gigi Palla. Adesso con Gigi si pareggia. Con Gigi pareggiamo. Dai, dai! Merda. Qualcuno è un po' lento. Corner. Ciao Amedeo Doni. Ciao Biglia è forte, il problema è gli infortuni. Vai Cume. Ma non che credo. Ho fatto il miracolo di testa. Buon passaggio, bellissima azione, poi sprechiamo tutto. Stiamo giocando bene, ma il risultato non arriva. Fallo, dai! Dai! Gol! Pareggio del Venezia! Mamma mia, è piaciuta bene sta Bentivoglio, è cominciata bene cazzo sta carriera, tanti gol e divertimento. E vai, grandissimo Benti. Sì, penso sarà uguale alla versione PlayStation, quindi di grafica, quindi sì, sarà bellissima la mod per PC. Non so se c'è anche su Play sta mod, non penso però. Grande Cume. Bravissimi ragazzi. Ah, peccato. Quella lì, quella di Diletta. Comunque ciao Pira Channel. Comunque 62, ringrazio tutti, fu incredibile. Torniamo così a caso, quasi senza preavviso, già tanta gente che vuole di seguire il Cumendone. Lunga, lunga, lunga. No, scarica, vabbè, scarica la patch completa, poi scarichi la 9.3.3 e la 9.3.4. Dai ragazzi, dai. Bravo Kume, mamma mia che cuore sto Kume. E adesso l'assist, no. Peccato. Figurati, figurati vecchio. Ragazzi, ricordo Telegram, Comenda Veneziano, che se faccio le dirette lo scrivo là.
E anche Instagram se volete, commenda_veneziano, se volete seguirmi anche nella vita reale di un Cume un po' porco. E che altro? Aspetto con ansia F1.17, io parto il 26 per la montagna, per il 25 cerco di fare almeno 2 gare perché lo aspetto da troppo, mamma mia. Dai ragazzuoli. Ocio Fioi. Ocio. Mamma mia. Bravi. No. Ciao Corrado Salvemini. Ottimo. Non perdiamola. Non così, però giochiamo facile, non abbiamo ancora la tecnica. Dai Fioi, dai. Che numero. No, lo prendo per PC, lo prendo F1. Bravo, Cume in decimo. Mamma che Cume. Mamma che Cume, che però la perde. Niente, rigori 0. Ciao Thomas Peroni. Football Manager non lo so perché è anche poco cagata, ma mi dispiace, è già poco tempo. Io vorrei cercare di fare qualcosa che è un po' seguita perché sennò veramente mi dispiace, cioè, visto che non è molto apprezzato. Su Fe no, non ci sono i soldi. Ciao Giuti 56. Adesso faccio un po' fatica a spiegartelo perché sto giocando, però in pratica tu devi portare la gente in giro, devi preoccuparti dei biglietti, del pullman e devi andare avanti con l'esperienza per la classifica online, in pratica è così. Ciao Tiziana Margani o Margani. Ragazzi, non esaltatevi, sarà l'account della sua sorella, sua mamma. È difficile, porca puttana, avere fanciulle su PS. 2-1 Salernitana. Che gol di merda che ho preso. Mamma mia che gol che ho preso. Peccato. Vabbè. Mi piace per la sconfitta in casa, ma niente, sta partita è nata male. Vai Cume. Che è già capitano, cazzo, il Cume, adesso vedo. Vai Cume. Dammi il rigo. No, di là, ma no. Cumulativo di merda. Ciao TL98. Io lo consiglio Fernbus. Sconfitta pesante questa, Fallo! Non così, non così. Taffa. Vai Cume. Vai ragazzuoli, vai. Vai Cume. Vai Cume! Vai Cume! Ancora gol di veneziano, mamma mia! E silenzio. Mamma mia che bomber, signori. Mamma mia. Golasso del Cume di rapina, di cattiveria, davvero opportunista. All'ultimo secondo, 2-2, bravo Cume. Quinto gol in 4 partite.
Mamma mia, che sofferenza però, che sofferenza. Sì, sì, veramente la bomber di una razza purissima. Pescara, Empoli 9, però siamo là, dai, ce la stiamo giocando bene. Ce la stiamo giocando bene. Chiaramente vorrei fare una carriera di un po' di anni al Venezia, rimanere là e portare il Venezia almeno in Serie A, sarebbe positivo, insomma. Salviamo. C'è ancora quella del Bayern, ma ormai è corrotta perché con la mod nuova su un casino. No, non c'è l'online così. Venezia, Pescara, subito match di cartello alla quinta. Match di cartello alla quinta. Ok, andiamo. Vai raga. E piove, piove al penzo. Piove il Pierluigino Penzo. Non di là. Bravo Kume subito. E ce ne andiamo, ci distendiamo. Ci distendiamo. Mamma mia, subito azione buona. Danno dei nostri. Peccato. Occhio che Pescara è forte. Hop. Vai Kume. Non sono più capitano purtroppo. Vai Kume veloce. Ah, peccato. Una specie di tromba. Dai, io lavoro e è venuto giù il disastro. Però in giro succedono sempre un po' di casini purtroppo. Bravo Kume, come giochiamo bene, come giochiamo bene. Ah, di poco. Occhio ragazzi. Dai Fioi però. Mamma mia. Fuori di poco. Ciao Lorenzo, è una combo tosta, sì. Fallo. Ammazza. Boh. Vai Kume di testa. Fuori gioco, fuori gioco. Dai che la prendiamo. Ah, mamma mia di poco. Madonna che partita di merda. Si vede che il Pescara è una buona squadra però. 28esimo. Dai, sveglia però. Il Kume cambia gioco, non è facile per un attaccante bomber cambiare gioco così, infatti lunga.
Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Non va, non va. Si centrate con il Cume e con la Leota, ragazzi, meglio di così. Ma no, subito, fammi andare in aria prima. Tira, tira. Ma tira, Cristo di un Dio. Marca miseria. Dai ragazzi, dai. Merda. Ai ai ai. Sono un po', ragazzi, sto un attimo concentrato perché voglio vincere. Ho bisogno del vostro calore, dei vostri cori, fioi. Se no, vale che la frega bene. Però la pioggia è un po' rompe i coglioni. La neve su PES non la mettono dal 2005. Mamma mia. Dai fioi, fallo. Andiamo avanti, veloci. Mamma mia, bravo, buono, peccato, peccatus. Cinquantunesimo il Penzo, sempre 0-0. Tra il Pescara primo in classifica e il Venezia secondo. Ottimo Cume, blau job Cume blau. Mamma mia, e c'è il gol su grande tiro del Cume. Marsura 1-0 Venezia. Mamma che Venezia. La Poleman, arriva il gol. Anche Diletta. Bravi Alex. Oh, pazzeschi, arriva il coro e arriva il gol. It's incredible. Dai raga, dai raga. Cosa? Ma mi si è spento il joystick, cazzo. Ecco perché rimaneva fermo. Catroia. Merito dei cori, sì raga. Ocio. Bravo, ottimo intervento, ma è fallo dopo. Sì, ma adesso sono Bomber 9, fioi. Fallo. No, ma sono ancora il joystick. Cazzo, le batterie le ho per fortuna, ma adesso vediamo quanto dura. Niente ragazzi, sono senza joystick e quindi sono fermo. Ah puttana di quella bacca. Sono fermo raga. Le batterie le ho qua. Che do coglioni. Allora, 1 e 2. Perfetto. Ecco il Cume che rientra. Dai che non a 0 va benissimo, cacchio.
Cerca di imitare Immobile. Fallo del mio giocatore. Vai cazzo. Vai di arroganza. Ed è gol. E ancora silenzio. 2-0. Mamma mia che bomber. Mamma mia ragazzi, come siamo partiti. Siamo partiti veramente a nastro. Mai fatto una partenza così in B. Forse il Bari quella primo anno, ma non così tanti gol. Mamma mia come fa anche uomo assist. Mamma mia, sublime. I cori funzionano. Ciao a tutto Napoli, bella venezianaccia, sì. Di testa! E io sto qui. Mamma mia ragazzi. Ah, come gioca veneziano. Mercato del Milan positivo, manca un centrocampista di riserva e un attaccante fortissimo. Madonna signori, signori che cume. Ci siamo lasciati col Bayern in un modo e stiamo andando ancora meglio col Venezia. Ciao Albert Spear, Albert Spear. Sì, Venezia il nuovo Doge dopo Enrico Dandolo. Cumen da veneziano. Ma proprio un Venezia perfetto, sublime, sublime. Un Venezia sublime. Ancora veneziano, si gira, una delle sue giocate, fallaccio! Una delle giocate del Cume questa, assolutamente. Chapeau del Cume, grazie Alessandro. Tutte le ragazze su... Batto io, non ci credo! Ormai sono il leader, Fioi. Il leader silenzioso. Sì, però ti ho dato una bordata in culo. Punizioni non sono proprio il mio forte. Un rapinatore d'aria, Fioi, assolutamente. No, gol gol. Mamma mia, siamo anche imbavati. Siamo anche... No, cazzo, mi è partito il tablet. Ciao Albert, ciao, 3-0, tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa. Signori, un Cume a dir poco devastante. Sì, tra le leggende però spicca anche veneziano. Un uomo che ha fatto del gol la sua arma di seduzione. Mamma mia. E il Venezia c'è, siamo primi da soli, oh yeah. Siamo primi da soli. Siamo primi da soli. Parma, Parma-Venezia, partita di cartello là. Partita di cartello, ragazzi, alla sesta. Allora, facciamo però il salvataggio automatic. Sì. Vai, perfetto. Buono. Facciamo che un doppio salvataggio per sicurezza. Hai ragione, mi mangio milioni di soldi e poi non prendo un pad della One. Ha ragione, dottore, ha ragione. Ciao Matteo Giupponi. Cazzo, col Parma bellissima, Vai. Ai ai ai. Oh, mia bella Madunina, lei è tutta d'oro e piccinina, Titi Dominet Milan. La 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 la. Sì, ti conosco Albert, ti conosco.
È un po' nazi Albert. Allora. Bravo Giorgio Cappello. Speriamo Zupponi, speriamo. Alennio Tardini, partita di cartello alla sesta. Parma-Venezia, una delle sfide a Marcord. Vai Fioi. Subito, distendiamoci. No! Ma non ci credo a tirare, me l'ha passata, stavo segnando in maniera impossibile. Mamma mia, per poco era già... Guarda, sì, siamo un Venezia devastante. L'incornata sulla linea, niente, ogni azione può essere gol. Occhio. Occhio. Non ci credo. Gol fortunoso del Parma. Il Parma punisce. Alennio Tardini con Siligardi, un uomo che fa l'uomosessualità la sua prima arma di seduzione. Ciao Don Not Parole, che però aveva preso il gol. Bella. Fuori gioco. Preso proprio un gol stupido. Dai ragazzi, bravi, dai che la possiamo tranquillamente ribaltare. Fallaccio, merde. Aia, 2-0. 1-2 micidiale del Parma. Micidiale. Siligardi show. Ciao Piro Bomber. 1-2 micidiali di Siligardi. Siamo sotto di 2 gol. Sono scioccato. Un Venezia perfetto. Si è fatto imbucare 2 volte. Mamma, il Cume così. A buffo. Non è finita la partita. Se riesco a fare il 2-1 sono cazzi loro. Qualcuno è un po' lento. Bravo. Tira. Gol 2-1. Mamma mia, bellissimo. Gol a manetta da parte di tutti. Questo è il vero PES. Forse non mi dato anche la giocabilità a sto punto. Sta nuova patch. Ciao Giacomo De Rold. E intanto 2-1. No, portiere. Mamma mia. Dai che ce l'andiamo a prendere. Occhio. Mamma mia. Che rischium. Sì, Giorgio Cappello. Dai ragazzi, vai allo spondone. Niente. Merda. Occhio. No, come ste cagate. Sono poco concentrato, Fioi. Sì, ha fatto una pioggia incredibile oggi, Bravissimo, come gliela frega. Come gliela frega bene il Cume. Mamma mia, fuori di niente del Bomber. Mamma mia. Mamma, un Cume sublime. Un Cume sublime.
No! No! Oh, The Nob Killer, lo saluto e lo ringrazio, Nob Killer. Lo ringrazio per questo supporto. Ciao Regio. No, che cagata. Finora veramente un Venezia spettacolare. Prima debacle qua col Parma. Un 2-0, 1-2 micidiale di Siligardi. Siamo sempre là, ragazzi. Con raduno io non so come farlo. Se siamo in pochini e tutti fuori Venezia. Dai Fioi. Bella questa. Mamma che bella. Silenzio. Da 2-0 2-2 ancora veneziano. Punisce come un porco. Tutto sport per il Cume. Non ci voglio credere. È tornato nel tutto sport e si è perso le prime partite dove il Cume ha fatto tipo 600 gol in 2 partite. Ci sta, bisogna rispettare anche l'opinione di Nob Killer. Io ti voglio bene lo stesso, anche se non ti interessa. Ogni opinione per me è importante. Non possiamo essere amati da tutti, ragazzi. Sì, ragazzi, sto sognando come un disgraziato, Mamma, da 2-0, perdavamo 2-0, ribaltata, Cioè, quantomeno abbiamo pareggiato. Per il ribaltone finale ci vuole 3-2. Però, come veramente così non si era mai visto. Neanche nei tempi più d'oro su PES 13. Un mostro, è un mostro, sì sì. Grande tutto sport, grande. Sapete che su Telegram, come da veneziano, mi trovate e vi aggiorno sulle dirette. Bravo portiere. Vai, ancora il Cume, scatenato il Cume, scatenato il Venezia. Mamma mia, fa tutto il Cume. Mamma mia, ragazzi. Questo potevamo risparmiarcelo, però vabbè. Dovrà provare una cosa impossibile il Cume. Grazie Matteo Giupponi. Vai, vai, vai. Ah, voglio la rovescia. Beh, se segno l'incornata del 3-2 viene giù tutto, Esce, entra Fabiano, esce Barsura. Bello. Dai come vai la previsione dell'incornata, peccato. Mettila giù. Fallo. Fallo. Dai ragazzi, su 2-2 siamo un po' fermati anche noi, comunque. Occhio. Roba nostra, roba nostra. Bravo portiere. Bravo Cume. Mamma che giocata di veneziano. Però dopo
Arriva il cagatone. Niente da fare. No, di testa. Mettiamo la palla a terra. No! No! Mamma mia. Partita bloccata a centrocampo adesso. Occhio. E dopo il 2-0 va benissimo che il 2-2 a Parma, me lo godo alla grande. Comunque ragazzi, lo dico che se qualcuno è arrivato di nuovo, mi piacerebbe, ho una io sto facendo un fantacalcio con i miei amici di 20 persone. In 20 persone sarà sul canale, nel senso posterò i risultati, le robe. Siamo in 20, viene fuori molto bene, c'è il campionato, Champions e tutto. Però ho pensato, perché non fare, visto che il programma Maxi Manager anche un fantacalcio con altri 9 ragazzi, massimo 10, quindi cioè 1 più 9. Però chiedo, può interessarvi l'idea e poi posto tutto sul canale? Vabbè, ma ormai ho mollato tutto sport il canale, nel senso ho meno tempo, quindi cioè, nel senso, questi sono gli iscritti e sono anche troppi forse. Occhio ragazzi, non adesso. Ok, allora faccio un video dove spiego un po' tutto per fare il fantacazzo. Ok, anche Polè, va bene, saremo già in 2. Buon 2-2 ragazzi, faccio l'ultima partita e poi devo staccare. Ho detto che non è una live lunga, però avevo proprio voglia di stare un po' con voi. Ecco, l'unica cosa è che chiaramente se la potessi fare fantacalcio mi piacerebbe, insomma, dopo che magari dopo la terza giornata molle, anche perché c'è la possibilità di vincere col fatto che non è, diciamo, a punteggio ma a scontri. Ok, allora... Ok. Allora ragazzi, dopo ci sarà il video dove spiego tutto, ragazzi, però io creo la mail, i primi 9 che mi mandano il messaggio sono quelli, io vabbè, avverto. Ok. Ultimo match e poi devo svolare. Ok, Umberto Guccioni. Vai. Siamo contro il Novara, ma non parto dall'inizio, fanculizzatevi allora. Grazie tutto sport, grazie vecchio mio. Dai Venezia, anche senza il cume voglio la vittoria, Come si fa a non mettere un bomber come me, però... Sì, i giochi di punta F1 sicuro. MotoGP non so se lo posso ricontinuarlo da solo perché... Boh, ho meno voglia anch'io di farlo e di giocare un po'... Non lo so su MotoGP, però F1 sicuro a cannonissimo. I FIFA e PES, appena ci saranno le mod su PES. E di live quando ci saranno, oltre a questo, oltre a PES, Fairbus, Eurotrack e Fly. No, al sito non c'è un programma che Maxi Manager 18 che faccio tutto io ragazzi, dovete solo spedirmi la formazione entro 10 minuti prima della partita, tutto qua. Era poi tutto automatico. Un Venezia Scialbo senza il cume. Dai figlio, dai. Mamma quasi gol.
Ragazzi, che siamo? Mamma mia. Dai, Fioi, però. Mettimi in campo, Pippo. Cazzo, ha fatto 106 gol. Calcio d'angolo. Grazie Tommasoni, grazie. Ricordo l'ultima partita questa, poi devo svolare via. Dai che adesso mi mette il porco di Pippo. Vai, secondo tempo a Novara al Silvio Piola per staccare il biglietto per la Serie A. E subito il Cume. Ah, peccato. Ma cagare. I video del Fantacalcio spero domani. Ah sì, anche perché non è che c'è tanto tempo in realtà. Vai veneziano. No, brutto, brutto, brutto. Bravo Matteo, bravo. Ciao Luigi, Mastro 5. E qua arriva il gol, me lo sento. Porca miseria. Vai ragazzuoli, vai. Mamma mia che bomba! Miracolo del portiere. Porca puttanona. Ci provo. Era troppo bella. Ho sbagliato tutto, ma volevo tentare il super gol. Buona prestazione, vecchio. L'architetto del diavolo. Fuori, fuori. Dai, questo è un pareggio che non ci sta. Con una squadra che si può tranquillamente battere. Bella! Mamma di poco. Proprio una magia, mamma, di poco, Di poco, però. Occhio. Ah, questo è il classico. Azione di merda, bravo. Mamma mia, che rischio. Dai, 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 dai. No! Sono un attimo concentrato, ragazzi. Quest'ultimo match lo voglio finire bene. No, cazzo, lento. No, ste robe. Questo è brutto, questo è brutto. Aia, un grande portiere. Ciao Leotta, ciao Leottina mia. Occhio. Mamma mia. Bravo. No, il fisico non mi è servito qua. Nove minuti, 9 fottutissimi minuti. Bravo. Vai Cume! Dio Cristo, fuori di niente. Se la giocano Hamilton e Vettel fino all'ultima gara.
Mamma che gol che mi sono mangiato qua. Il bomber è stato un po' meno bomber qua. No, non è mai fallo, neanche fuori gioco. Bravo. Ciao The Knob Killer, ciao. No! Bravo. Fuori gioco, cazzo. Peccato. Occhio. Stavolta lo prendiamo noi alla fine. Dominiamo noi. Vince il Novara. Pazzesco. Peccato, finiamo male il video. Prima sconfitta in campionato. Però siamo forti. Possiamo tranquillamente andare in Serie A. Però mi dispiace un po' finire così. Novara culone. E il Cume. No, ma non è mai fallo. Dai. Anch'io ti amo. Oh, Tinkoff. Eh sì, è andata via la diletta e prendiamo addirittura perdiamo. Ragazzi, dal Silvio Piola è tutto. Novara 1, Venezia 0. Vabbè. Vai. Raga, un saluto a tutti, un buon inizio, siamo settimi ma meno 3, una classifica cortissima, 8 gol in 6 partite, media voto 7-2, devastanti, adesso la Team Cup e giochiamo con l'Atalanta, No, dai, Nob Killer, non mi dire così, io ti voglio così bene, cacchio. Ok. Ragazzi, un saluto a tutti, un abbraccio, ci sentiamo presto e domani penso ci sarà il video sul Fanta Calcio. Raga, un saluto al Comendone veneziano. Grazie a tutti per il supporto. Ciao!